ovvio. Buonasera a tutti, ciao Luca. Grazie Luca, buonasera a tutti quanti. È uno che non è, che non tradisce, ecco, diciamo così. Certo, certo. Nell'80 avevo 8 anni. Anche se non sembra adesso tu ne avessi. Ma è una domanda molto difficile, sicuramente parafrasando qualche altro personaggio politico, diciamo che Pallacanestro Trieste e Triestina Calcio non stanno vivendo momenti magici, viste le ultime notizie. Per la prima volta mi è venuto in mente quando l'allora Beppi Stefanel trasferì il titolo e la squadra a Milano, e sicuramente è un momento delicato. Come può la politica intervenire? Sinceramente non lo so, forse è intervenuta e il suo ruolo l'ha fatto. Io ricordo che a metà degli anni, doveva essere 2000, se non sbaglio 2014-2015, il Comune di Trieste ha dato in concessione il Palasport, il Pala Trieste, e, e si sperava, mi ricordo perché ero in consiglio comunale, all'epoca si sperava che questa operazione consentisse alla società di pallacanestro di fare una programmazione e una serie di attività che andassero oltre la pallacanestro pura, appunto dando in concessione il Palasport che poteva essere utilizzato durante la settimana anche per altri grandi eventi. Su questo, sinceramente, onestamente, poco si è fatto, non so le motivazioni, se erano squisitamente tecniche per la struttura che magari poco si presta ad altre tipologie di eventi, se non le partite di pallacanestro e di pallavolo, però onestamente la società su questo fronte non ha fatto fruttare una struttura che è stupenda, 6.000 e passa spettatori posti a sedere. Tra l'altro che vengono quasi sempre riempiti del tutto quando gioca appunto alla Pallacanestro Trieste ed è questo il vero asset in mano a questa società, cioè il pubblico, livelli di partecipazione che non si registrano in altre città italiane. Quindi mi sembra anche molto strano, capisco che trasferire il titolo a Roma in una grande città potrebbe essere appetibile, soprattutto per quanto si dice
riguarda anche l'istituzione di un campionato NBA Europe, però credo che alla fine il pubblico che c'è a Trieste difficilmente si trova altrove, quindi io mi auguro che la società faccia un passo indietro su questa prospettiva. E la politica, devo ammettere che onestamente ha fatto anche troppo a livello regionale, con contributi che sono stati concessi a questa società, come spesso accade, contributi a società e aziende che vengono date appunto per mantenere in loco le aziende e le società, e che molto spesso poi le promesse da parte di queste aziende e di queste società vengono disattese. Quindi forse bisogna trovare un meccanismo per fare in modo che queste aziende che ricevono contributi dalla regione vengono poi sanzionate effettivamente se se ne vanno. Ecco. Sì, però come numero di eventi, Luca, molto pochi, no? Cioè, si doveva... Certo. Ma condivido le parole di Paolo e condivido anche le parole sul quali la politica a Trieste, in regione, per queste realtà come la Triestina e come la Pallacanestro, hanno fatto tanto per queste società. E credo alla fine della fiera anche sbagliando, perché io sono dell'idea che aziende grandi che vivono di economie proprie non dovrebbero essere finanziate dal pubblico, il pubblico dovrebbe finanziare le piccole aziende, le piccole società, quelle che fanno fatica a fine mese a pagare i campi, a pagare l'acqua, a pagare le altre cose. Queste qui sono delle vere aziende e queste aziende poco interessa la realtà sportiva, guardano semplicemente un tornaconto finanziario. E ricordo, avete ricordato, ricordiamo tutti, io sono più vecchio di voi, la storia di Stefanel, e Stefanel ci ha portato dalla mattina alla sera, e dalla sera alla mattina ci ha portato via la squadra, no? Ricordo che poi è intervenuto Illy nel far ripartire la squadra, poi la General Telio e altre, però noi abbiamo fatto veramente, non è giusto queste cose. E l'altra cosa, ti devo dire la verità, sono amareggiato perché Roma una volta di più ci ruba qualcosa. Roma ha sempre rubato a Trieste tutto, adesso ci ruba anche la squadra di basket. È una roba abbastanza così triste, però non è da stupirsi quello che è successo. Noi abbiamo visto che tutti quanti le presidenze dei due club, sostanzialmente, uno la pallacanestro, l'altro il calcio, sono venuti a fare qui profitti giustificati e ingiustificati. No? E voglio ricordare la Triestina e mi meraviglio il masochismo dei tifosi, perché i tifosi sono masochisti. Cioè vedo questo attaccamento alla maglia che va oltre all'attaccamento alla maglia. Quello che è successo con la Triestina non avrebbe dovuto far entrare in stadio nessuno per il comportamento che ha avuto la società.
Ma guarda, io penso che per quanto riguarda la questione dei tifosi, è chiaro che i tifosi sono appunto tifosi se sostengono la squadra fino in fondo, quindi comprendo quando anche soprattutto nei momenti di difficoltà seguono la maglia, non mollano la squadra, vanno in Non stadio anche sono adesso che ormai... difficoltà, Paolo, non so, scusami, non sono difficoltà date dal contesto del calcio, sono difficoltà della società queste. Sì, ma Non sono che la anche... squadra gioca male, perché quello ci No, sta. però la Triestina è ultima in classifica, per esempio. La Pallacanestro Trieste sta andando meglio, per fortuna, in prima serie, mentre però la Triestina si ritrova in una posizione ultima in classifica, praticamente retrocessa, quindi ammiro chi sostiene la squadra, va allo stadio Scusa, i punti e persi dà non sono punti comunque... persi dal calcio, ma sono dagli No, errori certo, fatti dalla società e ultima in sono classifica errori... per questo motivo qua. Certo, Capisci? Cioè, questo sono dico, sono errori societari. la malversazione in qualche modo del come si porta avanti una squadra. Quindi, No, sulla questione Rocco è chiaro che mi auguro che si riesca a concludere comunque la stagione. Interrompere prima l'utilizzo del Rocco non avrebbe nessun senso. Poi effettivamente a un certo punto, se il comune non viene pagato, è giusto che quella struttura si usi per qualche altro modo. Ricordiamo tutti i soldi che sono stati spesi da comune e regione per rifare, per esempio, il manto erboso. E come diceva Danilo prima, il pubblico inteso come istituzione pubblica, dovrebbe concentrarsi sulle società e sulle associazioni che hanno più difficoltà a tirare avanti e che svolgono anche un ruolo sociale, no? Quindi piuttosto le società non solo di calcio ma anche di altri sport che svolgono il ruolo di ogni giorno accompagnare il pomeriggio o gran parte della giornata dei bambini e dei ragazzi, facendoli giocare, facendoli allenare e ovviamente svolgendo una importante funzione sociale di non tenerli, per esempio, per strada ed evitando che no, prendano butte strade, come si dice. Quindi è questo il ruolo del pubblico. no, credo che dobbiamo guardare anche questo aspetto giuridico, legale. È giusto che questa società non paghi e noi diamo a disposizione ancora il campo. Potrebbe esserci qualcuno che vada a spulciare la situazione se è opportuno che il comune continui a dare il campo non prendendo i soldi, per dire una delle cose. Poi ribadisco il concetto, sono sempre più dell'idea che noi abbiamo un problema con i giovani vanno aiutati e quindi aiutare le società sportive minori che hanno gravi problemi anche finanziari nell'aiutarli a far crescere i ragazzi, dare quel ammortizzatore che la società dei telefoni, dei computer ha tolto via ai nostri ragazzi. Questa è la verità. Cioè noi abbiamo i Maranza che girano perché non abbiamo probabilmente una realtà virtuosa alternativa della società. No? Io ricordo, voglio essere il clericale di turno, ma tutti gli oratori fungevano veramente da grande scuola di vita per le famiglie e per i ragazzi. E ormai non abbiamo più niente. No? E lo sport minore potrebbe essere quel sistema di sopportare e ammortizzare quello che è la società oggi. Io so che a te, Luca, interessa più probabilmente Sanremo. Noi a Sanremo siamo molto lontani da Sanremo, no? Siamo dall'altra parte, quindi non ci interessa le finte realtà vergognose di uno Stato che si trincera dietro una manifestazione che non ha nulla di nobile. Ma secondo me sì. Secondo me sì.
Parlo proprio da cittadino. Io non sopporto che il cittadino viene vessato in tutti i modi e una società gli è stato permesso tutto. Non parlo di questa periodo di società, ma anche le società precedenti. Questa morbosità verso la Triestina non è una morbosità, cioè è una morbosità, è una passione non sana, non sana. E io devo preservare la voglia di purezza del calcio o di altri sport in modo diverso. Io non posso accettare che noi paghiamo queste cose qua per delle società che non sono assolutamente, che sono scollegate con la vita normale. Voglio ricordare a tutti quanti che i giocatori comunque sia vengono pagati profumatamente. Io faccio parte di una fondazione dove noi andiamo a dare 150 euro al mese alla povera gente. Sono circa 100 persone che noi aiutiamo ogni mese. Gente che non ha neanche da mangiare, gente che non paga le bollette, non ha i soldi per pagare gli affitti, no? E questi qua pagano milioni per queste realtà. E sono guardate, sono talmente incazzato, perché è veramente mortificante vedere i soldi con tanta superficialità dati via. Veramente vergognoso. Secondo me le province sono state tolte in maniera immotivata. L'unica regione nel contesto nazionale. Noi abbiamo bisogno di una struttura intermedia tra la regione e i comuni. Tantissime cose non sono in grado, non riescono a funzionare, no? Guarda banalmente dalle strade all'agricoltura, a tante situazioni. Cioè, la provincia andava rivista, sicuramente sì, ma non eliminate le province. E io mi auguro che con questa legge si metta insieme in una realtà virtuosa di questa regione che piace o meno, ma sta funzionando. È una regione che ha, grazie alla guida di Federica, portato tanti denari in questa realtà, e io mi auguro e sono certo che il miglioramento ulteriore del territorio sarà dato anche dall'istituzione della provincia. Io credo sia un tema che interessi poco o niente ai cittadini, perché ovviamente i cittadini interessano che i problemi vengano risolti. Quindi è poco importante se la risolve la regione, la provincia o il comune. Noi siamo stati sempre contrari all'istituzione della provincia, perché soprattutto nel nostro territorio, che è molto, molto piccolo, ricordo che la regione ha 1.200.000 abitanti circa, forse adesso anche meno. Avere un ente intermedio di questa natura era uno spreco di risorse, soprattutto perché in molte situazioni sei obbligato ad avere un interlocutore in più, cioè non basta la regione e il comune, ma in molte, se vogliamo risolvere determinati problemi, abbiamo spesso anche la regione. Questo aumenta quelli che nell'economia aziendale vengono chiamati costi di transizione e di coordinamento. Siamo sempre convinti che le funzioni e le attribuzioni delle province possano essere svolte da o i comuni direttamente o da unioni di comuni, a seconda del servizio che è necessario svolgere, oppure direttamente dalla regione, risparmiando anche parecchi denari. Ora questa reintroduzione non solo, secondo noi, riporterà gli stessi problemi che c'erano prima, ma per alcune materie, per alcuni
dettagli creerà anche altre problematiche. Faccio per esempio riferimento al personale che, quando sono state dismesse le province, è stato trasferito o alla regione o ai comuni. Adesso voglio vedere come si obbligherà il personale a tornare o comunque ad andare a lavorare in provincia piuttosto che in regione, piuttosto Le che in paghe sono comune, sempre le stesse, lo sai bene. e ci sarà anche un problema di competenze, ovviamente, perché sono passati parecchi anni, le persone che avevano quelle competenze che avevano svolto nelle province sono probabilmente andate in pensione oppure hanno cambiato lavoro. Quindi per noi è un'operazione a saldo negativo. Vedremo come andrà nei prossimi anni, ma creerà molti problemi, e penso sia stata fatta esclusivamente per poter avere, da parte di alcuni partiti, da chi ha scelto di introdurre le province, di avere più posti da assegnare ai vari politici. Penso che veramente la strumentalità di Paolo politica in questo è enorme. Sappiamo perfettamente che i piccoli comuni non hanno, molto spesso sono fatti dal sindaco e 4 persone, non c'è un ufficio tecnico, non c'è niente, non sono in grado, il cittadino non ha risposte in nessun modo. Quindi, per l'amor di Dio, bisogna fare assunzioni di personale competente, non creare un altro ente. No, scusa Paolo, noi abbiamo una situazione, sappiamo perfettamente che il personale costa molto. Noi dobbiamo assolutamente concentrare più le realtà possibili in un ente che dia più risposte, varie risposte. Tu non puoi pensare ad assumere 3, 4, 5 tecnici in ogni comune. Non è possibile, non stiamo in piedi. Ecco, quindi credo che poi le unioni dei comuni abbiamo visto che non ha funzionato, hanno già provato. Bisogna lavorare su quello, no? Paolo, bisogna lavorare su quello, non lasciare ai comuni la volontarietà di unire alcune funzioni. Tu Paolo sei una persona intellettualmente onesta. Capisco che anche tu devi portare, ci sono sicuramente dei funzionari della provincia che sono andati via e hanno dovuto trovare posto magari in qualche comitato, no? Per avere ruolo. Ripeto, credo che noi abbiamo assolutamente bisogno di dobbiamo dare nuove competenze, dobbiamo diventare moderni in una realtà come la nostra. Noi, tieni conto, abbiamo dalla montagna al mare tantissime problematiche, no? Il territorio ha necessità di queste figure qua, e abbiamo anche il comparto unico dove le paghe sono equiparate dalla regione alla provincia. Non c'è più questo, una volta c'era la provincia, guadagnavano di meno e chi andava in regione guadagnava di più. Adesso sono state equiparate, quindi non c'è problema questo. Aspettiamo un po' di tempo, perché ormai non c'è dubbio, le province ci saranno e vedremo anzi, dai una mano anche tu Paolo. Il problema non è tanto avere un'istituzione in più che coordina i comuni. Il problema è cercare di avere persone competenti e di assumere personale, perché se ci sono dei piccoli comuni che, come diceva Danilo prima, non hanno neanche gli uffici tecnici, o comunque in generale sono sotto organico, la risposta è, da una parte, assumere persone per dare l'organico necessario a quei comuni, e dall'altra parte fare un'operazione coraggiosa, cioè di obbligare alcuni comuni a mettersi insieme per svolgere insieme alcuni servizi e alcune attività all'interno degli uffici. E gli uffici tecnici, per esempio, nei piccoli comuni, come diceva Danilo prima, sono un vulnus, un problema, perché è difficile trovare persone tecniche, geometri, che sappiano e che conoscano a fondo una materia complessa. Quindi è chiaro che se abbiamo 6 comuni, invece di avere 2 tecnici per ogni comune e averne 12, magari ne basterebbero 5-6 per gestire le pratiche di tutti i comuni che fanno parte di questo insieme.
però non è che istituendo una nuova istituzione come la provincia, che ha una rappresentanza, diciamo, elettiva, cioè un consiglio, avrà un consiglio provinciale, una giunta, sono costi ulteriori che secondo me aumentano, come dicevo prima, i costi di transizione, cioè non è che agevolano il lavoro, secondo me saranno un notevole impedimento. Quando una seconda Serracchiani tornerà al potere in regione, chiedete la chiusura delle province di nuovo. Fin quel momento là. Ormai penso che tornare ancora un'altra volta indietro sarebbe ancora peggio. Quindi ormai è stato deciso, e io mi auguro che vada bene. Positivo. Paolo, sì, guardiamo tutto in positivo, per l'amor di Dio. Io mi auguro che mi auguro che vada bene, ma credo che sia stata un'operazione sbagliata. Ecco. Quella della Serracchiani sicuro. Danilo Slocar e Vincenzo Zoccano. Ma come candidato sindaco, ma il presidente dell'ICS e il vice sindaco lo vedo molto bene, il nostro amico Paolo, perché sono molto vicini loro. Vicinissimi, ok. No, vicinissimi, poi siete anche vicini di lavoro, mi sembra. Uno è in porto e l'altro è vicino al porto. Sì, è vero, vero. Ma secondo me vincono quelli che non lo guardano. Ma anche io ho una domanda per Danilo Slocar, se ha firmato anche lui una fideiussione per la Triestina. No, perché non ho nessun tipo di interesse per la Triestina. Quindi Grazie a voi. più giovani di me e di Paolo, più giovani di me e di Paolo non ci sono. Ciao.